Dalla zona tranquilla in poi della classifica ci si trova in un tappeto elastico, una sola vittoria ti fa sognare, una sconfitta ti fa paura. Amici di Sportizi Liceo da Salvo Geraci, benvenuti al comunale di Marineo, siamo nella provincia di Palermo e città di Casteldaccia Castelluccese, la 16ª giornata del girone B di promozione siciliana. Va Gio verso la porta, esce di poco, alla battuta Tarantino. In tanti a muoversi in aria, colpo di testa provato, ancora il tiro debole che esce fuori da parte di Silvestro Gennaro. L'aggancio provato da Rinaldi, avanza la Castelluccese, ancora Rinaldi in mezzo, secondo palo, Salerno, l'intervento di Amorello, prima grande chance della partita. Guarda chi c'è in mezzo, cross un po' così, il pallone arriva comunque, Salerno in profondità, liscia Fernandez, il tiro sul secondo palo, scarpinato. Giordano poi mette sul secondo palo Salerno, ancora scarpinato a cercare il pallone in aria, pallone sul fondo. Lancio lungo, sponda cercata da Agnoffo che lotta ancora, che lamenta, poi il tiro da parte di Fernandez, la parata in due tempi di Cavallaro. Colpo di testa, il gol di Santo Salerno, su azione d'angolo la Castelluccese si porta in vantaggio con il proprio bomber, sono 10 nelle ultime 5 partite per questo giocatore infinito. Si carica Gio, ancora sopra la traversa, il rilancio, colpo di testa di Rinaldi, la proposta di Adelfio per Fernandez in posizione regolare, va a superare Barberi, calcia Fernandez, la battuta di Tarantino, secondo palo, c'è la deviazione, non è gol, colpo di testa di Salerno e la parata. Seguiamo intanto questa azione con il pallone che viene girato dall'altro lato, Rinaldi calcia col sinistro, in caduta il raddoppio della Castelluccese con Santo Rinaldi in apertura di ripresa, porta i messinesi sul 2-0. Altro cross e Sciamorello un po' vuoto, c'è l'appoggio in porta di Santo Scarpinato, sempre lui, anche lui torna a segnare dopo tantissimo tempo, immediatamente la Castelluccese si porta sul 3-0. Calcio da fuori Barberi e realizza un grandissimo gol, Riccardo Barberi, come se l'ha inventato all'improvviso, la Castelluccese che segna 3 gol nel giro di 5 minuti, Riccardo Barberi, magia assurda, 4-0. Ignoffo da fuori, si abbassa il portiere, spazza via Barberi. Lanciato Salerno, posizione regolare, face to face col portiere, Salerno lo scavalca, segna il gol del 5-0, doppietta per Santo Salerno che sale così a 16 stagionali. Pallone in verticale, Salerno stavolta è regolare la posizione, scavalca ancora una volta il portiere, non si va a prendere il calcio di rigore. Lo scambio con Chifari che si comporta un po' da attaccante aggiunto, lanciato Salerno, posizione regolare, Salerno davanti il portiere, non sbaglia e segna così il gol del 6-0, pallone a casa per Santo Salerno e tripletta. L'apertura di Rinaldi, fantastica per Milia che evita l'avversario, Milia davanti il portiere, lo batte 7-0. Parte Adelfio, deviazione dalla barriera ed è ufficiale il triplice fischio, 7-0 della Castelluccese contro il Città di Casteldaccia in trasferta.